appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, benvenuto. Buon pomeriggio. Allora, come al solito voi potete contribuire in modo decisivo alla realizzazione del programma, l'email è Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it, e invece i WhatsApp, che vi raccomando siano brevi per favore, 342 74 55 005. Per la cronaca, sindaco, da quando abbiamo fatto l'annuncio nel telegiornale, diciamo a metà telegiornale, grosso modo adesso sono già arrivati più di 70 messaggi che chiedono, che segnalano, che va. Molto importante e molto bello, siamo soddisfattissimi. Sindaco, è scattata l'offensiva contro la sosta selvaggia, se non andiamo errati, che prima c'è stata l'introduzione delle ganasce, ora c'è la street control con telecamere a bordo delle auto che girano per le strade per stanare gli automobilisti indisciplinati. Come sta andando? Ma non ho chiesto i numeri. Per quanto riguarda le ganasce, devo dire che hanno avuto già un'importante efficacia deterrente, nel senso che laddove siamo intervenuti finalmente si è ripristinata una condizione di normalità nei flussi veicolari e di maggior legalità. Per quanto riguarda lo street control, è chiaro che il riscontro poi si avrà nei prossimi giorni, però abbiamo inteso rispetto al passato segnalarlo preventivamente, perché comunque la consideriamo un'operazione in qualche modo, se mi si consente l'espressione, a tradimento. Pertanto vogliamo preventivamente avvisare i nostri concittadini sul fatto che ci sia lo street control in alcuni giorni e in specifiche aree. Anche se però ho notato, questo non l'ho dimenticato di segnalare agli uffici, che abbiamo uno scollamento, perché mentre noi siamo intervenuti appunto indicando dove avremmo compiuto il servizio, AMTS procede con proprie autovetture senza fare la stessa cosa. Dobbiamo allineare le procedure operative per evitare che la gente magari dica: ma insomma, mi avete detto che sareste stati quel giorno a quest'ora, però a me arriva una contravvenzione da AMTS da un'altra parte. Comunque proviamo a rispettare le regole, però per quanto riguarda lo street control noi lo limitiamo ad alcune arterie e in alcuni giorni ben specifici. Segnalandole preventivamente, ecco perché volete coordinarvi con... L'unica cosa è che ho letto, solo 6 giorni, no, 6 giorni intanto è questa prima parte del calendario, poi periodicamente comunicheremo le nuove strade. Perfetto. Allora, Lungomare è stato presentato un ambizioso progetto di rilancio, tra l'altro l'assessore è stato con noi stamattina, buongiorno Sicilia, entro 2 anni la consegna dei lavori che daranno lustro, ridaranno lustro alla faccia al mare, e questa è la svolta che lei auspicava, sindaco. Ma direttore, avete imparato da me a conoscermi, io non voglio assolutamente alzare i toni parlando di chissà quali successi. Innanzitutto realizziamo l'opera, non voglio neanche essere il sindaco degli annunci, questo era un percorso avviato e consolidato, pertanto immaginiamo che entro il 30 di giugno possa essere pubblicata la gara, poi per l'aggiudicazione, se tutto va bene, se non ci sono ricorsi, i lavori potrebbero cominciare anche già a fine anno. Questa è un'opera per noi molto importante perché restituisce quella parte di water fronte cittadini, soprattutto eliminando, perché questo è stato deciso dalla giuria che ha scelto il progetto vincente nel concorso che abbiamo voluto realizzare e in cui si sono presentati, ricordo, 54 progetti, hanno deciso per l'abbattimento del ponte, come io immaginavo sarebbe accaduto, per restituire la chiesa di Ognina al mare e quindi avere questo meraviglioso borgo marinaro. Ne avevamo parlato, esatto, anche qui, sì. Assolutamente sì. Quindi per noi è un'opera di grande importanza, di grande rilievo, che assieme a tutto il contesto attorno, vi ricordiamo il completamento di via Barraco, il congiungimento con via Alcide De Gasperi, poi successivamente l'ingegnerizzazione di via Alcide De Gasperi per l'arrivo all'altezza di San Giovanni di Cudi, permetterà di configurare diversamente il lungomare e renderlo fruibile in modo più adeguato ai cittadini catanesi. Benissimo, passiamo agli archi della Marina. In poche ore dopo il nostro servizio, il servizio di Tonino De Mana, ieri, è stato restituito un po' di decoro, sono ricominciati i lavori come dire, di pulizia e messa a punto, però c'è un pericolo serio, sindaco, lei lo sa benissimo, la sicurezza, blocchi di pietra
io ne ho visto uno proprio, che si staccano dalla parete, è un rischio grosso, non bisogna sollecitare la rete ferroviaria. L'abbiamo fatto, nel frattempo mi stava interdicendo la sosta sotto gli archi, proprio per questa ragione. Devo dire che c'è un rapporto di assoluta sinergia, al punto che oggi tanto l'autorità di sistema quanto Reti Ferroviarie Italiane, quando le due aziende che si occupano della pulizia e molti servizi, insomma tutti sono intervenuti per fare la propria parte come piace a noi, e quindi l'eliminare, come stiamo vedendo anche adesso dalle immagini, tutto quel verde brutto, chiamiamolo così, che in qualche modo deturpava, non dava decoro Infatti all'area. stiamo vedendo proprio quello che è avvenuto stamattina. Sì. Poi il problema della sicurezza deve essere garantito dal RFI e noi l'abbiamo sollecitato in tal senso. In agenda c'è anche la riqualificazione di Largo Bordighera, Sindaco? Assolutamente sì, è previsto che entro fine giugno dovrebbero darci il piano di fattibilità tecnico-economica, che ci permetterà poi di andare in gara appena individuate le risorse, ma già le stiamo accantonando, per la realizzazione del progetto esecutivo e quindi procedere poi con la realizzazione dell'opera. Ovviamente ci riferiamo al Largo Bordighera, non in quella già esistente, che comunque di cui prevediamo la riqualificazione, ma tutta la parte sciarosa che c'è di fronte all'ex Palazzo Bernini, quindi la parte scoscesa. Dobbiamo però incontrarci con i residenti, perché abbiamo ancora un punto che vorremmo definire dopo esserci confrontati con loro. Mi riferisco alla strada, in questo momento non ricordo se sia la via Sassari, credo che sia la via Sassari. Nemmeno io lo ricordo. Per capire se possiamo noi sacrificarla e quindi fare un unico parco urbano che congiunga l'attuale Largo Bordighera, quindi l'attuale area verde, con quella preesistente, con quella, o non preesistente, con quella in quelle condizioni indecorose in cui l'abbiamo. Ma quella che stiamo vedendo la riqualificherete ugualmente? Quella vecchia, certo, è naturale. E nel frattempo ieri devo dire che la consigliere Giannina Ciancio della sua commissione è venuta anche a propormi una cosa molto interessante, l'approvazione di un regolamento che sostanzialmente autorizza i cittadini che vogliono ad occuparsi di porzioni del territorio, a poterlo manutenere, riqualificarlo, insomma curare a proprie spese, e diventa un bel modo per essere parte attiva nella comunità. Davvero, questa è originale, è nuova per Catania, credo, ma altre città lo fanno? Sì, altre città lo fanno. Noi mancava un regolamento che in qualche modo stabilisse quali fossero i limiti per l'attività e i compiti. Adesso stanno ponendo rimedi in Consiglio Comunale, approvando questo nuovo regolamento. Perché uno lo prende a cuore, perché è proprio cosa sua. Dobbiamo cambiare il cosiddetto paradigma. Deve essere cosa nostra, ma la cosa nostra quella buona, non quella del passato. Esatto, non c'è dubbio. Ci spostiamo a Librino, Sindaco, emergenza spazzatura e invasione di topi, con cittadini e commercianti che si lamentano. Dicono, nonostante le straordinarie opere di Presti che abbiamo visto, che abbiamo raccontato tante volte, anche con le ultime novità, però dicono, passano gli anni, però per quanto riguarda pulizia e di conseguenza la presenza dei ratti, diciamo, le cose peggiorano. Vediamo. Limbino, vedo che c'è la Porta della Bellezza, è una struttura molto bella, dà il suo fascino, però dopo la Porta della Bellezza, a 100 metri, la Porta della Schifezza. Montagne di spazzatura e conseguente invasione di topi. È un coro unanime quello che si leva da Librino a Tanaiata, da una doppia emergenza. Da queste parti la raccolta differenziata non è mai decollata, colpa la maggior parte dei casi degli stessi abitanti che si ostinano ad ignorare le regole, gettando la spazzatura dove capita e a qualsiasi orario. Anche noi stessi dobbiamo curare dove abitiamo. Catania è di tutti noi, rispettiamo questa città. Il risultato è quello che vedete, con cumuli di immondizie ovunque e con topi ovunque, e poco importa se nelle vicinanze ci sono scuole, ospedali, il San Marco in questo caso, palazzi, condomini e mercati rionali. Mondizia, ti giri le spalle, guardi, vedi tutta mondizia. Lei è una bancarella qui, quanto è difficile lavorare in queste condizioni? Ma molto difficile, perché le persone non vengono, perché già si sentono schifate. Non ci sono parole veramente, è uno schifo veramente, guardi, proprio in questo momento ne è appena passato uno. Cioè, non lo so, io. E dalle dimensioni non sembrava un topo ma un gatto? No, è un coniglio. Siamo invasi dai topi, ora arriva l'estate, c'è tanta puzza, ci sono dei mercatini, dei commercianti, come si deve fare? Signor Sindaco, una volta c'erano i cassonetti, ora non ci sono più. Da 38 anni vedo sempre degrado, sporcizia, spazzatura ovunque, topi.
giganti ovunque. Nelle periferie l'auspicato cambio di passo non arriva e vanifica ogni sforzo dell'amministrazione comunale. Intanto topi e colombe banchettano sui resti di cibo, variegati e abbondanti. Menù di oggi, peperonata. Sindaco Trentino. Ecco, mi piacerebbe sapere per esempio se quelle cassette di peperoni siano state abbandonate da qualche residente o da quelli del mercatino che si lamentavano, perché poi siamo tutti bravi a fare la predica, mentre c'è chi agisce in modo diciamo reattivo, come il primo ragazzo che è stato intervistato, quello con gli occhiali, che diceva giustamente tocca a noi. Giusto. Gli altri invece, signor Sindaco, ma che stiamo facendo? Peraltro con quel retropensiero che costituisce un ritorno indietro nel tempo dei cassonetti, che era la fine per la città, perché significava mettere tutti insieme con costi che oggi non potremmo sostenere e con un degrado crescente, perché a quel punto non differenziando più è naturale che metti l'organico dappertutto e crei le condizioni perché proliferino ratti, scarafaggi e tutto il resto. Quelle aree che abbiamo visto ripreso da Demana sono aree che noi puliamo quotidianamente. E dopo poche ore già immediatamente in questa condizione, e molto spesso magari ci sarà un intervento pure di chi viene da fuori, ma molto spesso sono i residenti di quei palazzi. Ora noi abbiamo fatto interventi in alcuni condomini, abbiamo parlato con la gente, laddove abbiamo parlato abbiamo ottenuto risultati, ma non possiamo, c'è l'assessore Pesce e io, non è che siamo 10.000 persone, e allora è vero anche che il consigliere della stessa municipalità si adoperano tantissimo per esercitare la stessa forza di persuasione, però deve entrare nella testa della gente, nella mentalità. Io non capisco per qual motivo quegli stessi rifiuti non possono essere conferiti regolarmente, se non proprio per un senso. Ma lei ritiene che vengano da fuori, soprattutto quelli diciamo, più ingombranti? Soprattutto no, non posso dire in che percentuale, ma certamente in alcune strade di collegamento, e quella lo è, vengono anche da fuori, ma in gran parte sono però autoctoni. Autoctoni? Sì. E quindi, d'accordo, allora facciamo una pausa provvisoria e subito dopo le vostre domande con WhatsApp 342 74 55005 e la mail Sicilia24Focus, tutto attaccato, eccola qua, la vedete, @telecolor.it. State con noi, tra pochissimo il sindaco di Catania Trentino in diretta. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, che risponde alle vostre domande, alle vostre osservazioni. Da quando abbiamo dato l'annuncio della conferma dell'arrivo del sindaco durante il telegiornale su Antenna Sicilia sono arrivati oltre 100 messaggi dei vostri, ma anche qualche mail. E infatti la prima che vi leggo è proprio una mail. Il sindaco dice così: salve, ZTL via Garibaldi, la musica è altissima dalle 23 alle 2 e ora in via Pardo, angolo via Garibaldi, quindi all'angolo di là, nuovi locali mettono altra musica a tutte le ore, di mattina, pomeriggio, sera, anche domenica, non se ne può più. Questa è una mail che abbiamo appena ricevuto. Ha ragione, nel senso che sta diventando un'altra delle questioni che stiamo affrontando periodicamente con la nostra squadra di polizia locale, con la squadra amministrativa che procede. Quella è la triste verità, che nei momenti in cui si avvicinano, anche se in borghese, ma devono avere il distintivo di riconoscimento, c'è subito chi fa la spia e d'incanto la musica si abbassa. Caspita. E quindi non siamo in grado di controllare l'alterazione del limite acustico che costituisce causa di contravvenzione. Il distintivo, come si dice? Sì, devono avere per forza il distintivo. Quindi, ma questo non significa che comunque non interveniamo e non significa che non contravvenzioniamo, abbiamo anche chiuso alcune attività, quindi, però mi rendo conto alla luce della segnalazione che dobbiamo essere ancora più energici. Questi via Garibaldi e poi via Pardo, angolo via Garibaldi. Adesso vediamo se ci sono dalla regia pronti i messaggi. Sì, questi sono i vostri WhatsApp, come questo signore, che devono essere brevi, per favore. Caro sindaco, lo scorso 30 aprile aveva dichiarato a Focus di avere firmato un provvedimento relativo alla rimozione dei lidi balneari di San Giovanni di Cuti, ma ad oggi tutto è fermo. Come mai? Non ho mai dichiarato questo. Io non me lo ricordo, infatti. No, allora è parzialmente vero. Io ho firmato una diffida al demanio con cui chiedo che provvedano loro a loro volta a diffidare i titolari di quegli stabilimenti
stabilimenti balneari per rimuovere i detriti. Noi non possiamo intervenire su quell'area perché è area demaniale, però anziché stare fermi e dire non è mia competenza, intervengo andando a sollecitare chi ha potere. Però quelli non hanno risposto. Allora uno dei due lidi mi pare che abbia rimosso. Il primo lido, a me risulta che siano adoperati per la rimozione. Confesso di non avere controllato in questi giorni, sicuramente il secondo mi dicono che ancora non abbia invece rimosso, è naturale, quindi interverremo di nuovo col demanio, che devo dire, non dico nulla perché ci vogliono buoni rapporti con le altre amministrazioni. Intuiamo qualcosa comunque, va bene. Altri messaggi per favore, se sono pronti, così il sindaco potrà rispondere, se ne sono, ripeto, oltre 100 che sono arrivati. Salve, quando verrà realizzata la rete ciclabile cittadina già finanziata e progettata diversi anni fa? Grazie. Non so a quale si riferisca, perché in effetti non c'è una finanziata e progettata anni fa. C'è stata alla luce di uno specifico bando, avevamo chiesto via Santa Sofia, mi dicono dalla regia. No, sicuramente non penso sia via Santa Sofia. Penso si riferiscono ai 50 chilometri che sono stati poi aggiudicati a un progettista, un tecnico, mi pare l'ingegner Galvagno, che addirittura ha raddoppiato la distanza, per cui ha realizzato un progetto per 100 chilometri, ma la verità è che gran parte di essa non può essere realizzata perché presenta troppe interferenze con alcuni punti strategici del traffico, e allora una parte, tutta quella che collega il lungomare alla playa e che passa per Viale Africa, e così riqualificheremo anche il bando stradale, quella sì, stiamo procedendo e siamo abbastanza avanti, penso andremo in gara tra poco. Per quanto riguarda la restante parte, in città in questo momento non mi pare che stiamo intervenendo con l'estensione della ciclabile, mentre dovrebbe essere a buon punto la progettazione per la Greenway, che sarà realizzata nel vecchio sedime della Circum Eternea e che quindi permetterà di arrivare fino a, credo, a Piano Tavola. Come si chiama? Greenway la chiamo, è la vecchia Circum Eternea. Ci siamo fatti dare, ci hanno subito dato sia la FCE che il demanio statale, non quello regionale, ci hanno subito dato il sedime, quindi vuol dire il terreno dove scorreva, e lì realizzeremo una pista ciclabile che sarà molto bella perché il vecchio percorso della Circum era sicuramente avvincente. Bellissimo, sì. Come no. E quando più o meno prevede che si possa fare una cosa del genere? Allora, non sono aggiornato sullo stato del progetto, però questo va con le FUA, comunque in ogni caso il previsto della realizzazione, non voglio sbagliare, mi pare entro il 2027. 2027? Realizzazione. Vediamo poi i messaggi ancora. Via Plebiscito, qua parliamo di Catania, restiamo a Catania. Via Plebiscito tratto via Vittorio Emanuele, via Garibaldi, di marciapiedi impraticabili per auto, gazebi e mercanzie varie esposte, non tralasciando la macro discarica che ogni giorno si crea sotto un albero. Questo è un ascoltatore che si lamenta di questo. Per quanto riguarda la macro discarica, ripeto il discorso che abbiamo fatto poc'anzi, la macro discarica non si forma da solo. In via Plebiscito dubito che siano cittadini che vengono da fuori, quindi sono cittadini residenti in quell'area, che evidentemente amano convivere con la spazzatura. Mi auguro che capiscano che è molto meglio convivere con la pulizia. Per quanto riguarda i marciapiedi, per quanto riguarda queste auto, noi effettuiamo dei passaggi. Dico subito che lì bisognerebbe intervenire in modo radicale. Noi stiamo adesso cominciando a prevedere un intervento che rimuova tutte le auto abbandonate, e sono tante su via Plebiscito, e quindi a quel punto poi capiremo quante ne rimangono ancora sui marciapiedi ed effettueremo le ulteriori. Lì le ganasce non servono perché queste sono abbandonate proprio. Se sono abbandonate, certo, non servono. Ma non le escludiamo molto presto di andare a mettere le ganasce anche sui marciapiedi di via Plebiscito, perché fa parte della città, non è un porto franco. Certo, non è extraterritorialità. No, perché ogni tanto c'è qualche cittadino, certo, voi intervenite in Corso Italia, perché non intervenite lì? Mentre noi interveniamo dappertutto. Quando noi poi comunichiamo che abbiamo fatto le contravvenzioni in Corso Indipendenza, in via Plebiscito, a San Cristoforo, ti scrivono, certo, voi intervenite qui ma non andate nella Catania Bene perché vi danno i voti. Mettiamoci d'accordo. D'accordo, grazie Sindaco. Vediamo ancora. Sindaco, ci sono 100 persone che aspettano di essere assunti come agenti di polizia.
polizia locale, dopo 1 anno e 4 prove ancora, aspettano il tutto per un bilancio non approvato. Possiamo accelerare? Allora, ogni settimana c'è qualcuno che mi scrive su questo. Io capisco che ci siano queste esigenze, ma la prima esigenza è del Comune di assumere questi 120 vigili. Ne abbiamo parlato tante volte. Esatto, quindi non è che ci dormiamo sopra. Purtroppo per un adempimento normativo dobbiamo aspettare il rendiconto. Quando si dice ci vuole così tanto per approvare il bilancio, poi appena entreranno al Comune capiranno quali sono non solo le dinamiche, ma soprattutto qual è la normativa farraginosa che ci conduce al bilancio. Ci sono tutta una serie di aspetti per cui il mio auspicio è che ce la facciamo a approvarlo entro luglio, ma stiamo correndo perché questo avvenga, anche perché non è solo il problema dei vigili. Il rendiconto ci serve per liberare tante somme che possiamo destinare ad altro tipo di iniziative. E quindi una volta... Il nostro cronoprogramma prevede fine luglio, però si intersecano numerose attività da parte non solo della direzione ragioneria, ma di tante altre attività, con anche l'incrocio di attività che giungono dalle partecipate, per cui è un gioco a incastro. Non pensiamo che sia così semplice come qualcuno in modo assolutamente riduttivo intende. Questo come si chiama, sindaco? Burocrazia? Come si chiama? Beh, si chiama burocrazia, ma questo nello stesso tempo è garanzia di controllo sui conti. Grazie. Ancora altri messaggi? Buongiorno, ho fatto parecchie segnalazioni alla Ecocar, ma inascoltate. Avevi, penso, diritto a un ribasso della Tari. Siamo al viale Bummacaro 15. Non è la Ecocar che stabilisce il costo della Tari, è il Comune. Non capisco perché dica di avere diritto a un ribasso. Se lo dice in relazione all'efficienza del servizio, la Ecocar è abbastanza efficiente. Se lo dice in relazione alla condizione della pulizia della strada, capisco si lamenti, visto che è un cittadino di Librino, abbiamo visto in che condizioni versa, ma il problema, abbiamo detto, riguarda un poco il malcostume di molti nostri concittadini. Se invece riguarda il fatto che noi abbiamo la Tari più cara, questo è, ahimè, purtroppo una questione che abbiamo già da tanto tempo, da quando abbiamo il dissesto, e fino a quando non risolviamo i problemi non solo del dissesto, ma anche di rapporti con le ditte, le società presso cui conferiamo i rifiuti, che ci fanno pagare il costo di conferimento più alto d'Italia. E perché questo? Non lo so, perché più volte ho chiesto di darmi contezza delle ragioni per cui noi paghiamo questi costi per il trasporto. Incide sicuramente il trasporto all'estero, perché il trasporto dall'estero, ma non è sufficiente perché altre società trasportano all'estero ma non hanno questi costi esorbitanti. Certo. È il motivo per cui, direttore, il nostro vero vulnus, il nostro vero tallone di Achille è la mancanza del termovalorizzatore. Fino a quando noi non avremo il termovalorizzatore vivremo in una condizione di forte difficoltà, sia nella questione della gestione, raccolta e conferimento dei rifiuti, sia anche sul problema del costo del servizio e quindi della Tari. Ora li faremo però i termovalorizzatori, ha detto. Sì, sono fiducioso sull'avverbio, ora. Io prima del 2028 è impensabile. 28, Secondo me andiamo anche al 2029 e sono già ottimista. Aia, passano 4 anni ancora. Vediamo altri messaggi. Salve, sono un autista NCC, cioè senza non taxi, insomma, tutti i giorni percorro. Noleggio con conducente. Sì. Bravo, perfetto, il sindaco sa meglio di me, naturalmente, come si dice. Allora, cioè, tutti i giorni percorro la strada che dall'aeroporto porta a Catania e tutti i giorni non faccio altro che scusarmi con i turisti per le buche, la spazzatura e la vegetazione che invade le carreggiate. Un problema oggi l'abbiamo risolto, quello della vegetazione, perché è stata fatta la pulizia di tutta quanta l'area fino all'aeroporto e quindi è stata liberata dalla vegetazione. Per quanto riguarda la spazzatura non ribadisco quello che abbiamo già detto. Per quanto riguarda le strade, lì è prevista la destinazione di alcune somme che dovremmo noi prendere anche da parte del finanziamento per le ciclabili, perché si tratta di una strada a servizio della ciclabile, però abbiamo parlato spesso nelle ultime settimane del nostro progetto di riqualificazione stradale. Catania è in una condizione pietosa e spesso ho chiesto scusa per lo stato in cui si trova. Ho detto anche che ci sono novità positive. Allora, le novità, già avevo detto che ci sarebbero state novità positive ed è la possibilità di intercettare, c'è già un'intesa di massima con la Regione, da 15 a 20 milioni per questo genere di manutenzione straordinaria.
Il problema, e dobbiamo capire se incide sul nostro cronoprogramma, è che nel frattempo noi dobbiamo incontrarci con Enel, perché Enel ha in programma di effettuare tantissimi lavori che prevedono lo scasso della strada. E quindi non possiamo noi andare a riqualificare una strada che dopo un poco viene di nuovo rotta, scassata da Enel per apporre la nuova rete. Nello stesso tempo c'è sempre il punto interrogativo del commissario per la depurazione, che dovrà scassare tutta Catania, almeno perlomeno l'80% di Catania. Cosa fa il commissario? È quello che deve provvedere alla realizzazione della rete di fognatura. Finalmente. Finalmente noi paghiamo infrazione, somme per infrazione da tanto tempo. Da ignoranza, da estraneo, un coordinamento di tutte queste cose non è mai possibile. Allora, direttore, è quello che sarebbe giusto nella Repubblica perfetta. E devo dire che c'è la disponibilità del commissario per la depurazione. La verità è che non possono loro partire con i lavori fino a quando non viene deciso chi fa cosa fra commissario per la depurazione e il nuovo soggetto che dovrà gestire il servizio idrico, che si chiama servizio idrico e tecnico, e quindi SIE, ma non si potrà decidere fino a quando nel frattempo l'ATI, che a livello provinciale non decide come doveva porsi rispetto a SIE. Insomma, anche in questo caso una intersezione di non solo competenze ma soprattutto di attività che ci sta veramente facendo ritardare. Io posso rispondere di quello che fa il Comune, certo. Per il resto posso solo, nel mio ruolo anche di sindaco metropolitano, sollecitare, e lo facciamo sempre, però sarebbe veramente grave che noi intervenissimo sulle strade per poi vederle dopo un anno e mezzo di nuovo. Stiamo parlando di fior di soldi. Sono parecchi soldi. E poi sarebbe anche una complicazione ulteriore. Ma assolutamente, traffico, assolutamente. Ma questa non è burocrazia, torno a dirle. Quasi. Quasi, ecco, ci sono riuscito. C'è un'ultima domanda, sindaco, per lei. Essendosi uno sindaco scooterista, come lei, la invito a farsi il tragitto di via Galermo tra Rotonda, via Capopassero a salire, strada dissestata e pericolosissima, specie di notte, scooter e varie 2 ruote. Allora, questo qua parla di via Galermo, sì, tra Rotonda di via Capopassero a salire. L'ho percorsa da poco. Sì, perché il miglior modo di conoscere è percorrere le strade. Certo. Per quello che dico, ho già chiesto scusa prima, e se può sembrare anche indelicato che dica questa cosa adesso, mi accontenterei che fosse solo via San Giovanni Galermo. Questa delle strade dissestate, come già ho detto pochi minuti fa, è una condizione particolarmente estesa. In ogni caso noi con 15-20 milioni abbiamo compreso via Galermo nel nostro piano, ma tante rimarranno scoperte. In questo caso posso dire, per fortuna, mi auguro ci pensino tanto Enel quanto commissario per la depurazione. Perfetto. Ma come se la cava col motorino in giro per le nostre strade? Bene. Bene. Bene, nel senso che sto attento. Sto attento, giusto, la capisco, anch'io giro con 2 ruote. Ci fermiamo qui, grazie Sindaco, mercoledì ci potremo rivedere? Sì. Con grande piacere, grazie a voi per essere stati con noi, la programmazione prosegue. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.